Eccoci tornati ragazzi con l'attacco a Costantinopoli. Colpo gobbo da parte degli ottomani, vediamo se il nostro sultano Horan, che all'età di 62 anni ha voglia di vedere il regno crescere, vedrà la conquista di Costantinopoli. Sono gli ultimi anni che ha la possibilità, insomma, di realizzare questo grande sogno, questo grande progetto. È riuscito a prendersi dei terreni di fianco. Abbiamo perso lo stato tributario, ragazzi. Mi sono accorto adesso, abbiamo perso lo stato tributario perché è stato inglobato. Male, questa cosa molto male. Va bene, comunque vedremo se riusciremo a prendere Costantinopoli, la città delle città, la meraviglia del mondo conosciuto, nel senso che se la grande mela rossa era Roma, Costantinopoli è la grande banana, diciamo, di questo periodo storico. Comunque faccio vedere anche dall'alto un po' come è la situazione. L'Islam non se la passa tanto bene, visto che Gerusalemme ormai è persa, ma c'è una guerra santa in corso, vorrei ricordarvi. La Castiglia è ok, quindi la Spagna praticamente è liberata completamente ai musulmani, anzi, i cristiani sono addirittura sbarcati in territorio nordafricano. C'è la Francia, il Sacro Romano Impero che non è fortissimo, ok? Ungheria abbastanza forte, la Serbia. Ok, vabbè, insomma, ci sono varie, sempre l'Orda d'Oro, che però mi sembra un po' più frammentata. Però ragazzi, il vero punto di domanda sarà la peste. La peste, quando arriverà, sarà un disastro. Ma non è questo il giorno. Questo è il giorno dove si marcia su Costantinopoli. E il nostro re non è coraggioso, ma vorrà marciare in testa. Sì, non ha nessuna caratteristica per questo, però va bene. Vorrà marciare in testa. Qui c'è la grande adunata del nostro esercito, perfetto. Andiamo a prendere Costantinopoli perché vedo già che c'è un esercito assediante. Non mi piace questa cosa. Non mi piace. Ok, sento tossire dal gioco, quindi vuol dire che c'è un'epidemia in corso. Ah, qua, sulla costa, sulla costa. Non coinvolge noi per ora. Intanto ci rafforziamo. 8 direi proprio di no. 8 vuol dire che mi vuole male. Mettiamo il nostro vassallo. Aspettate. Uniamo l'esercito. E qua mettiamo il nostro 18. Ok, perfetto ragazzi. Stiamo assediando Costantinopoli. Impresa difficile, però abbiamo abbastanza truppe. Qui la guerra. No, è finita la guerra. No, sono ancora in guerra. Non riesco a capire cosa vuol dire questo. Questo simbolo qua intanto andiamo avanti. Ah, ok, no, sono ancora in guerra contro il Basileus, ok. E il Basileus qua ha voluto strafare. Sarebbe interessante giocare i bizantini in questo periodo, invece di fare gli ottomani. Cercare di riconquistare. Sarebbe veramente interessante. Intanto un'epidemia ci ha un po' falciato. Wow, 15 di difesa, tanta roba, ragazzi. Ok, va bene, i banditi hanno saccheggiato Costantinopoli, perlomeno una parte. Come l'ha sventurata, porta sfiga lei. No, ragazzi, non sto bene. Andiamo subito dal mio medico di corte. Esatto, che mi tratterà i sintomi. Bene, bene, mi ha fatto stare molto meglio, bene. Powerful Vassal. E là, perché gli ho dato questa contea? Vabbè, ma tanto è fiducioso, va bene. Anzi. Vediamo. Lui ha ereditato da questo cortigiano qua. Ok, va bene. Allora, lui è il Timaro di Eudopolis. Fatemi vedere Eudopolis, questa qua. Ok, va bene. Sì, non mi interessa. Sta ancora sotto di me. Ok, vediamo. Sì.
passiamo del tempo con lui per vedere un po'. Tanto sono in guerra, però vabbè. Parliamo in privato. Va bene, tanto abbiamo degli interessi in comune, quindi. Tratto paziente. Allora, sfrutto il tatto paziente, onesto, che però non gli piace, ok? Oppure una roba più tranquilla. No, andiamo sul tratto paziente. Sono stato felice di ospitarti. Aia, ragazzi. Mi è venuto il cancro. Porca miseria. Mi è venuto il cancro. No. Andiamo un attimo a vedere se il medico può fare qualcosa per me. Allora. Ricerca una cura. Però no, non posso farlo. Perché sono stato trattato recentemente. Ah, guardate qua. Non voglio fare il codardo. La mia vita è nelle tue mani. Il pianeta ha già sperimentato. No, facciamo finché sai cosa stai facendo. Perché... maltrattamento addirittura. La Madonna, cosa mi ha fatto? Allora, io però lui lo toglierei dal... esatto, si è già tolto automaticamente da solo. Allora diamo il centro a lui. E il lato lo diamo a lui. Vediamo se ci possiamo reclutare qualche altro comandante. Tipo il mio vassallo questo qua. Wow. Un difensore. Però un 10% di danno. No, non mi piace. Debole. Giusto. Ah, mio figlio. Diamo il tratto di comandante a mio figlio. E lo facciamo... no. No. No, lo lasciamo libero. Gli diamo il tratto di comandante intanto. Però non sono infermo, ho il cancro. Allora, si è autorizzato a condurre le armate. Sì, in realtà mi hanno tolto dalla... Scusate, non po', esatto, non posso già più... no, mi tolgo dalla... Mi tolgo ovviamente dalla... Ecco, eccolo qua. Sono morto, ragazzi. Il sultano Suleiman, avendo imparato molte abilità, sarà lui senza dubbio ammirato dai sudditi. Lunga vita sultano Suleiman. Ragazzi, il sultano Horan è morto di cancro, all'età di 63 anni. È paziente, non ha mai perso la calma, un uomo pio. Horan è con Allah. Ebbene sì. Ragazzi, ho un po' di pretendenti. Così sia. È morto Oran. Benvenuto al Sultano Suleiman. Sultano Suleiman che parte subito in guerra. Ha una figlia che non sta facendo nulla. Allora, vediamo un attimo che tratti ha lui. Ha dei tratti molto belli. Ha compassione anche lui per le religioni. Onesto, gentile, ambizioso. Questo tratto lo sfrutteremo ben bene. Coraggioso e lussurioso, ragazzi. La tua prima moglie. Esatto, è proprio la mia prima moglie. Questa è la mia seconda moglie, che mi ha dato mio figlio, il primo erede. Appagata, giusta, testarda, paziente, golosa e socievole. Bene, erudita e diplomatica. Bella scelta, bravo. Lei invece è moderata, diligente e gentile, timida. Bene, anche lei va bene, dai, non è eccellente, però comunque. Allora, alla figlia gli diamo questa bambinetta qua. Aspettate, a lei. Ah, ok, marziale no. No. Gli diamo, allora, la madre, che indole ha? Vediamo. È più portata per i soldi, per l'intrigo. Però io non voglio una figlia portata per l'intrigo, perché non sono scemo. Quindi la voglio portata per i soldi. Quindi parsimonia o dovere. Parsimonia.
E sono io che la sto educando, però wow ragazzi, io ho delle skill di base veramente molto forti. Allora, però lei la educherà invece non la mia cortigiana, ma mia moglie, la mia prima moglie, che ha dei tratti interessanti. Mentre invece mio figlio non ha nessun tratto, ha 0 anni. Gli diamo orgoglio. Orgoglio o galateo, umiltà. Allora, fatemi vedere. Io sono però abbastanza più, però non così tanto, perché comunque ho ambizioso. Quindi potrei sfruttare il mio tratto ambizioso per dire tu, figlio mio, farai grandi cose. Quindi daremo orgoglio. Perfetto. E lui lo vado direttamente a... Allora, però anche la madre non era male, perché volevo farlo io, però anche la madre non era male. Testarda giusta pagata. Poi però a 10-15 no. Io vorrei qualcuno che invece lo addestrasse un po' meglio. Vediamo, tipo qualcuno che mi prende in buona considerazione marziale. Wow. Il mio vassallo. Oppure addirittura, ragazzi, mio fratello. Ai ai ai. Mio fratellastro mi odia. E anche l'altro fratellastro. Sono un 2 contro 1. Ho capito la questione qual è. Ho capito, ho capito. Ho capito. E intanto siamo in guerra, ragazzi. Siamo in guerra. Ai ai ai. Ho 2 guerre da gestire. Non inizio molto bello. Non inizio molto bello. Lui, socievole, pigro, iracondo, giusto. Però un buon soldato. No, me lo spupazzo io. Me lo spupazzo io. Ok. Allora ragazzi, qua bisogna capire come muoverci, perché qua è dura. Chi sono questi? Ah, questo qui mi attacca. Allora, Sultano Suleiman, perdo prestigio. Perché devo perdere prestigio? Lui che mi ha attaccato, scusami. Non è lui che mi ha attaccato? No, lo attacco io. Ah, probabilmente era una guerra già in corso. Probabilmente era una guerra già in corso. Lo faccio? Lascio l'assedio di Costantinopoli? No. Continuiamolo. Continuiamolo e mettiamo il mio vassallo qua a comandare. Lui qui e io qua. Diamo un attimo anche il consiglio, ragazzi, perché eccolo qua. Manca l'imam, ovviamente, perché io ero l'imam. Il mio cortigiano che vuole sposarsi. Allora potrei farti sposare effettivamente. 14. È moderato, giusto, onesto, mi vuole anche abbastanza bene. Mettiamo lui e lo facciamo sposare. Lo facciamo sposare, matrimonio, con chi? Con una mia cortigiana, va bene. Va bene, lo facciamo sposare. Lo sposiamo con appagata. Guarda, tutte e due fiduciose e appagate. Questa si vuole sposare. Quindi mandiamo l'imam insieme. Sicuramente farà una bellissima coppia. Infatti, opinione del sovrano 73, perfetto. Poi titoli minori. Allora, il medico non ce l'ho più, vero? No, un mistico. Reggente. Chi faccio reggente? Potrei fare uno dei miei fratelli. Se non mi odiassero. Vediamo chi mi vuole più bene. Questo qua, che è il comandante. Chi è questo? Flaviopoli. Il mio imam. Mia cortigiana. Allora, il mio vassallo. Però non ha delle buone caratteristiche. C'è lui che non è male, È un bel diplomatico. Certo, non è molto colto. C'è un gradino sotto. Vabbè, ma la consigliera, cioè, vassallo.
Mia moglie. Lei può fare le veci. E chi è? Mia sorellastra. Che vuole anche abbastanza bene, direi. Ha un 15, che non è male. Poi appagata, onesta, sì, un po' arbitraria, però io designo lei. Sono un po' rivoluzionario, ci sta perché ho il 13 di erudizione, quindi faccio un po' di rivoluzione culturale e metto una donna a capo, perché di lei mi fido. Diamo un ulteriore comandante, facciamo assolutamente lui. Sì, assolutamente, perché anche perché è l'unico che ci dà difensore, il tratto difensore, che però qui non serve, quindi lo lasciamo così. Questa guerra qua, piccola, però fastidiosa. Lasciamo l'assedio? Ho altre da reclutare? Volendo sì. Volendo sì, oltre la PC 800. È forte questo bastione qua, ragazzi. Qui c'è anche un 3000. No, no, andiamo a attaccarli finché sono separati. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Finché sono separati vanno attaccati qua su montagne. Bastardi. E qui? Che cosa c'è qua? Vediamo un attimo. Deserto. Bene, abbiamo intercettati. Ottimo, non me l'aspettavo. Bene, bene. Questo è un bel colpo. Anche se subiamo una forte penalità. Però ragazzi, la nostra vittoria è schiacciante. Perfetto. Abbiamo uccisi un casino. Praticamente li abbiamo maciullati. Abbiamo fatto un duro colpo. Li abbiamo fatto subire. Ah, sono miei questi soldati. Non l'avevo capito, ragazzi. Ok, 15, va bene. Ah, certo, perché sono le mie truppe del castello. Certo, certo. Però ho un dominio troppo elevato. Devo dare qualcosa. Devo dare qualcosa. Vediamo se posso. Se c'è qualche proprietà di quelle scarse che non mi interessano. No, sono tutte vassallizzate. Ok. Ok. Ah, l'obiettivo della corona è qua. Tanto stiamo facendo l'attacco. Ok, e lo stiamo stravincendo, perfetto. Ok, non devo far andare in passivo il mio bilancio. Va bene, chiaro. Allora, perché non mi rispettano? Ok, va bene. Devo dare ai miei fratelli qualcosa. Potrei dare... non so, dei titoli. Ok, rivolta religiosa. Wow. Sono tanti, Sono tanti. Io posso andare da lui e chiedergli... Ok, chiediamo un patto di non aggressione. Ok. E poi gli chiedo di formare un'alleanza. Ottimo. Bene, qua la guerra l'abbiamo vinta. Ok, e lo chiamiamo in guerra con noi. Chiamata le armi. Per la conquista del titolo. No, tutte le guerre. Bravo. Non sono solo.
problema è questi qua, questa rivolta qua che non mi piace per niente. Poi sono sulle montagne. Oh, perfetto. Incinta mia moglie. Bravo. Bravo, bravo. Bisogno di tanti eredi. È diventato decadente il mio fratellastro, quindi ci dà disonore. Come mai è decadente? Perché è stato messo da parte. Va bene. Vediamo un attimo il figlio. Conviene un fidanzamento. Potrei con mia figlia. Il D7. Io direi che sì. Sì, facciamolo diventare e no, non posso dargli un tutoraggio. Va bene. Allora, mia figlia. Ok. Allora, scusate, vado un attimo su mia figlia e vediamo se ho adesso. Segna un tutore e vorrei farlo io. Anche se io però sono fortino, 48. Sì, così. Comunque mi vuole bene, perciò ci sta. Scusate. Ok. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti. Ok, quindi vediamo se riesco a portarla dalla mia parte, ma no. Se provo a fare uno sway. Dov'è, scusate, lui? Ah, maledizione. Lui. Sì, ok. Ah, non posso. Vabbè. Mi vuole messaggio tua cortigiana con... che è paziente, arbitrale, fiduciosa e appagata. Con chi? Con... ma rifiuto. Assolutamente. Allora, questa gravidanza ha reso mia moglie più loquace, allegra del solito, non perde mai la possibilità di parlare con qualcuno. Sfortunatamente, la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che la donna incinta dovrebbe trascorrere il più tempo possibile a riposare in una stanza buia per evitare di dare... ma no, un bambino malato. Ok, quindi perde l'amministrazione, però guadagnare salute, oppure aumentare la diplomazia e perde 2 amministrazioni. Prolissa, no, riposa al buio. Va bene, va bene. Notizia di un'epidemia, ragazzi, è arrivata la peste. È arrivata la peste e non so come andrà, potrebbe finire adesso il gameplay, vedremo. Intanto mia moglie che è in isolamento è un'ottima cosa, perché magari si becca meno la peste. Intanto abbiamo fatto questa vittoria, perfetto. E abbiamo ricevuto una sconfitta. Qua dei ribelli. Posizione vacante nel consiglio. Intendente. No, peccato, era veramente bravo. Abbiamo il mio fratellastro come intendente, che non vuole neanche diventarlo, tra l'altro. E non è lui, che è paziente, pigro, goloso, gentile, cinico, però un accumula tesori. Lui che è dotto. Non siamo messi proprio bene, però giusto. Avido, appagato. No, avido no. Ragazzi, devo veramente scegliere. Allora, lui è mio fratellastro, però che non mi apprezza tantissimo, però è giusto, gentile, cinico e un accumula tesori. Va bene, mettiamo lui. Io voglio andare a vedere cosa sta combinando. Io e mio fratellastro. Va bene. Ah, non ho visto qual è il mio obiettivo, ragazzi. Tra l'altro il mio obiettivo personale è quello di diventare il più grosso fra gli uomini. E ho la sovranità, 3 anni di amministrazione. Ah, perché sovranità non è che sono proprio un fenomeno, allora.
A mia moglie cosa posso fare? Le compro qualcosa di carino e potrei ottenere il tratto caritatevole, che è un ottimo tratto, si sposa molto bene con le mie... e mi darà più diplomazia, meno combattimento però. Oppure perdo 25 di pietà, 20 da pietà ce l'ho basta ragazzi. E sto continuando a perderla, no. Facciamo così e non ho preso il tratto caritatevole, niente. Allora, calmi, calmi perché siamo in guerra, la stiamo per vincere questa guerra qua, ma arriva la peste ragazzi, no, ok, non ancora. Eccola, guardate, sta arrivando la peste nera. Mamma mia, mamma mia, male, male, male. Speriamo di chiudere almeno una guerra. Allora, vuole che lui si sposi ancora. Rifiuto. Non ti sposi con la mia cortigiana. Le porte non le chiudiamo. Lasciamo di legare un po' la malattia perché andrà sicuramente a intaccare i ribelli. E noi cerchiamo di vincere questa guerra. Bene, queste le ho già lette. Ok. Ancora in fede... Ah, mamma mia ragazzi, quanto sono grossi. Cavoli. Tanto grossi. La Jihad è fallita. No, un giorno funesto. È fallita anche la Jihad contro Gerusalemme, ragazzi. Abbiamo ricevuto una sconfitta. Potrei attaccare a Bursa, però volevo finire qua l'attacco, ragazzi. Posso lasciare le cose a metà. Qua sarebbe attaccare, però. Ah, è morta, è morta, è morta, è morta la madre di quegli infami dei miei fratelli. Allora, capo delle spie. Wow. Il mio vassallo. Anche lui è molto forte. Un po' pigro. Ah, soffre di emicrania. Non ha tanto interesse. 8, però 15. Altrimenti lui è debole, ambizioso, caritatevole, goloso. Però non mi ha una buona opinione di me. Va bene, allora lo facciamo e ci mettiamo. Esatto, è passato a... Ottimo, ottimo, ho una figlia. Una figlia, vabbè, era meglio. Mia figlia la facciamo fare una della fede. E gli diamo, non io, perché è mia figlia da parte della prima moglie, quindi non mi interessa. No, gli diamo come tutor la prima moglie. O la seconda. No, diamogli la prima moglie per evitare conflitti. Una donna accusata di stregoneria a Izmit è stata trascinata avanti alla tua corte. Diversi testimoni l'hanno vista esibirsi rituali oscuri. Brucerà. Prendiamo pietà e diminuiamo la rivolta. Ok. La metto nelle segrete. Fatemi vedere chi è. Ah, è quella che... No, è un'altra cortigiana. Fiduciosa, timida, onesta. Umile, caritatevole, gentile. Brutta. Ah, sembrerebbe di no, una sciocchezza. Non posso far aumentare le... non posso far aumentare le rivolte, ragazzi. Siamo in guerra. Sembrerebbe un angioletto, ma lo sappiamo veramente che sia un angioletto? No, mi spiace. È bruciata. Bruciata, bruciata. Voglio concludere in questo gameplay almeno questa guerra qua, ragazzi. Questa guerra qua. Intanto i ribelli ci stanno massacrando. Ma cos'è che vogliono i ribelli? Scusate, Ah, 174.
sono incarcerato? No, scusate, questo se vinco. Se mi arrendo... no, questo prende il mio posto. No, no, no. Allora, alt, fermi, 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 fermi. Perché abbiamo... Ah, lui è morto di cancro. Abbiamo la vittoria archiviata, quindi archiviamo la vittoria. Ok, non ho guardato stupidamente. Ah, ok, abbiamo preso questa porzione di terra, va bene. Stupidamente non ho guardato. Difensore, va bene. Anzi, gli diamo difensore. Andiamo a lui. E qui, così. Vediamo se c'è un altro posto nel consiglio. No. Titoli minori. Mamma mia, 5-5, schifo, schifezza. Allora. Lo congediamo il comandante. Lui è buono. Anche lui è abbastanza buono, quindi così. Sì, oddio, in realtà non ci serve adesso. Posizioni, vediamo. Ah. È anche potente, esperto sul terreno montuoso. Interessante. Allora potrei mettere lui, che vuole diventare un consigliere. Non è molto intelligente, però potrei farlo. Mettiamo lui. Ah, però siamo rivali? Aspettate, perché se siamo rivali... Se siamo rivali, ragazzi... Ah, sono... Ah, proprio rivali rivali. No, allora no. Se siamo rivali, no. Lo cambiamo. Ci mettiamo... il mio borgomastro che lavorerà sempre per me. Mio fratellastro. Però io e lui non siamo rivali, giusto? No. Ok, va bene. Se non siamo rivali, lui va bene. Va bene. Allora, parenti decadenti. Lo so. Sì, vabbè. Uno schifo. Uno schifo. Allora andiamo a far fuori questi. Cosa è successo qua? Wow, ragazzi, ci dichiarano guerra anche loro. Allora, niente, non riusciamo. Vediamo un attimo. Non accettano. Wow, ragazzi, abbiamo fatto... Il nostro padre ha fatto il passo più lungo della gamba e ora ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Intanto reclutiamo un medico. Wow, ne stiamo pagando le conseguenze. Allora, andiamo a conquistare questo e poi prendiamoci le leve dei nostri. Io ho, tra l'altro, ho degli uomini che posso reclutare ancora, quindi ottimo. Notizie dalla Cina. Ok, quindi le voci riguardanti la forza militare dell'Impero One si stanno rivelando di per sé un potente strumento diplomatico. Dopo quelle che sembrano essere delle brevi trattative, l'Emiro Sadiq, il Nabilanid Emirato, ha pacificamente accettato di diventare uno stato tributario del Regno di Mezzo. Ah, quindi abbiamo il Signore degli Anelli. C'è Mordor. I loro messaggeri sussurrano che possono solo sperare che la relazione dell'Emiro e il benevolo imperatore sia fruttuosa. Che ignoranza, la mia, quella di dire, di paragonare la storia al Signore degli Anelli. Ragazzi,
Siamo in un casino. Siamo in un casino micidiale. Siamo in guerra. Ne abbiamo vinta una. E ci abbiamo tolto. Avevamo 2 guerre in corso. Ne abbiamo tolta una e ce n'è arrivata un'altra. È un macello. È un macello. Parenti serpenti, ragazzi, qua ci odiano tutti. Però possiamo fare poi molto. Assaggiatore, scusate, ma io non voglio lui come assaggiatore perché alla fine... No, no, io come assaggiatore ci metto i miei fratelli. Allora. Aspettate. Concludiamo così. Questo... Oh, questa... Lui. Tu. Conferisci titolo onorifico. Ah, non posso? Scusa, No, 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 no. Adesso lo... No, 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 ragazzi. Prima di chiudere il gameplay lo facciamo, io faccio rimuovi. Regola il titolo. Ah, no. Ah. Ah. Ok, lo vuole allora il titolo. C'è giullare di corte. Ah. Quasi darei musico di corte. È una posizione diversa per comandante. Capo delle spie che sta malissimo. Che disastro. Fatemi vedere un attimo il capo delle spie. Lui che non è male. Il mio cortigiano. Che disastro, ragazzi. Che disastro questo gameplay. Va bene, signori. Intanto mio figlio ha 2 anni. 2 anni e c'è un problemone enorme che è molto più grande di noi, che si chiama peste nera, ragazzi. Sta arrivando, si sta diffondendo. Qui c'è pure il vaiolo, quindi ragazzi, qua la situazione non è messa, non siamo messi bene, non siamo messi bene. Vedremo quante puntate durerà questo gameplay. Alla prossima, ciao ragazzi.